con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Alle 4 del mattino si va ancora a ballare alla Red Room, come ci insegna oggi il Corriere della Sera, che è la discoteca del figlio di Dell'Utri, dove succedono cose dei turchi, come avrebbe detto Nino Frassica. Figlio di Dell'Utri? Il figlio di Dell'Utri, c'è sta roba qua che io non sapevo manco che esistesse, vicino alla centrale, si chiama Red Room, e lì succedono cose dei turchi, si fuma, si fa tante altre robe viziose, eccetera, eccetera. Elvira Serra oggi sul Corriere della Sera. Guardati l'articolo e poi ti diverti un po' sulla grande Milano. Quella lì sono i fasti degli anni '80, no? O più o meno, insomma, quella Milano lì, festeggiante, drogante, fumante e via dicendo. Ancora quella Milano lì? Pare di sì, in questa roba qua che c'è vicino alla centrale del figlio del Dell'Utri succedono cose turche. Comunque. Ma poi c'era quell'altro dove invece c'era stata la presuntissima, come si dice, attacco del figlio di La Russa, che però non era quella lì, era sì, no, quella è un'altra famosa in zona, sempre in Corso Comodi, da quelle parti lì. Allora ce n'è più di una. A Porta Nuova. E vicino alla centrale è un po' meno VIP, diciamo, perché la zona classica è quella là di Piazza Gaia Aulenti e dintorni, insomma, è Porta Nuova, no? Vabbè. Comunque non credo che sia l'oggetto della tua, anzi, trasmissione, no? Benché sempre di Milano si tratta, Certo, sì. Comunque oggi Carla, di che cosa ci parli oggi allora? Allora, l'altro giorno avevamo cominciato con Nino e le sue cravatte. Sì. Avevamo cominciato a parlare del quartiere greco. Sì. E ho parlato della Cassina de Pom, sulla quale non torno. Greco Pirelli si chiama, giusto? Greco Pirelli, esatto, perché lì c'è la fermata della Bicocca, lì in zona c'è la Bicocca e poi c'è gli Arcimboldi, no? La Bicocca degli Arcimboldi, che è questo casino di caccia del 400 dove la Pirelli ha i suoi uffici di rappresentanza, e poi c'è il Teatro Arcimboldi. Dove c'è ancora un edificio antico, no? Nel giardino della Pirelli. Si chiama proprio Bicocca degli Arcimboldi. Ci fu una famosa battaglia nel 500, che adesso però non mi sono preparata sulla battaglia e quindi non me lo chiedete. Però sì, assolutamente sì. Il quartiere di Greco Pirelli è un quartiere molto articolato, a parte la Cassina de Pom, che è sul Naviglio, perché lì il Naviglio della Martesana è stato coperto negli anni 60-70 dalla Cassina de Pom alla come si chiama? A Porta Nuova, alla Conca dell'Incoronata, per capirci. Cioè, allora, facciamo un attimo di storia del Naviglio della Martesana per capirci. Il Naviglio della Martesana nasce per volere di Francesco Sforza nel 1460 e si ferma alla Cassina de Pom. Cassina de Pom, che era questo luogo molto ameno, che adesso è ristrutturato, c'è un bel ristorante, c'è un ponticello di ferro che è stato teatro di una tragedia perché è caduto uno, poverino, ed è morto nel 21. La Cassina de Pom, lì arriva il Naviglio della Martesana, un naviglio piccolo. Ludovico il Moro, che era uno che la sapeva lunga, prolunga il Naviglio della Martesana fino alla cerchia interna dei Navigli. Quindi la cerchia interna è quella cerchia di 8 chilometri che circondava Milano, che venne chiusa nel 1929. Venne chiusa nel 1929 e il Naviglio della Martesana, però, il tratto che da Cassina de Pom a Porta Nuova rimase a cielo aperto fino agli anni 60-70. Quindi diciamo che il Naviglio della Martesana ha avuto questo tratto ancora en plein air molto più a lungo del Naviglio, della cerchia dei Navigli, però alla fine, a metà degli anni 60, adesso esattamente la data non me la ricordo, anche quel tratto lì è stato coperto, tant'è che noi via Melchiorre Gioia la prendiamo appunto ai bastioni di Porta Nuova e la percorriamo con le macchine, con le biciclette fino al Naviglio della Martesana, fino a Cassina de Pom, dove ci si può immettere sia a piedi che con la ciclopedonale, cioè che in bicicletta sulla ciclopedonale che va fino a Lecco.
Quindi volendo uno da via Melchiorre Gioia può in bicicletta o a piedi andare a Lecco. Io non ci sono ancora andata, ma è uno dei miei progetti. Io finora sono arrivata a piedi fino a Crescenzago, che è un altro dei quartieri di cui parleremo. Comunque il Naviglio della Martesana viene chiuso, quel tratto lì di via Melchiorre Gioia, e viene, mi sembra, deviato nel Re dei Fossi. E viene chiuso anche il Naviglio, il Seveso, viene tombinato il Seveso, che è uno dei motivi per cui, perché anche il Seveso correva a cielo aperto, no? Proprio nella zona di via Melchiorre Gioia. Viene tombinato anche il Seveso ed è uno dei motivi per cui ogni tanto il Seveso si ribella, esce e si fa vedere durante le esondazioni. Quindi la zona di Greco si snoda tra appunto via Melchiorre Gioia e, come hai detto tu, la stazione di Greco Pirelli. Ci sono una serie di, come dire, di complessi edilizi molto interessanti, perché lì viene fatto il quartiere che si chiama genericamente La Maggiolina, comprende un sacco di cose, comprende il villaggio dei giornalisti, comprende il villaggio Mirabello e comprende anche il quartiere Mirabello, che sono due cose diverse. Allora, il quartiere dei giornalisti venne fatto negli anni 20 da un architetto che si chiamava, mo te lo dico, si chiamava Arlati, no, non Arlati, dove l'ho scritto? Porco cane, perché è un architetto molto importante, perché è quello che ha fatto l'albergo, come si chiama, in stazione centrale il Gallia, ha fatto il cinema Odeon, che adesso, come sai, è stato purtroppo smantellato e verrà un altro centro commerciale di cui forse non sentivamo tanto il bisogno. Comunque il cinema Odeon, il teatro Filodrammatici, li fece questo Cavallé, Mario, forse Cavallé, Mario Cavallé. No, Cavallé è quello che ha fatto le case igloo e le case Luigi Figini. No, non c'entra niente. Sto no, sparando nomi a caso. C'entra come? Perché è un'altra delle particolarità del quartiere. Adesso ci arriviamo. Quindi il quartiere dei giornalisti sono tutte casette a 2 piani, quasi tutte uguali, varia soltanto per i graffiti o per dei piccoli decori o per il balconcino. Erano state pensate, no, scusa, faccio un passo indietro perché non è semplice da dire. Queste casette di cui sto parlando adesso, che sono lungo la via Timavo e arrivano fino a Piazza Carbonari, sono le casette fatte per i ferrovieri. Poi c'è il villaggio giornalisti, che è un'altra cosa. Le casette dei ferrovieri sono queste che ti sto dicendo, che sono Liberty, perché sono proprio degli anni 20, ma essendo fatte per i ferrovieri, perché era in costruzione la stazione centrale in quegli anni, sai che la stazione viene progettata da Ulisse Stachini nel 13, che vince un concorso, ma venne completata nel 31, cambiando anche faccia, perché Stachini l'aveva progettata un po' all'inglese, invece nel 31 siamo tra gli anni 20 e 30 siamo in pieno fascismo, e quindi viene chiesto a Stachini di renderla più ridondante, più celebrativa, più opulenta, tant'è che la nostra stazione centrale la chiamiamo, lo stile viene definito stile assiro-meneghino, perché noi milanesi diamo sempre dei nomignoli carini alle cose. E lì viene costruito quindi il villaggio dei ferrovieri. Sono casette carinissime che per fortuna sono tutelate dalle belle arti, almeno le facciate, poi dentro credo che abbiano fatto quello che volevano per ammodernarle, ma le facciate sono tutelate, e tutta via Timavo e le vie circostanti hanno queste casette, fino appunto a, come si chiama, a una stradina a ciottoli di fiume che porta a Piazza Carbonari. Piazza Carbonari c'è un importante edificio degli anni 60 di Caccia Dominioni, c'è anche una palazzina fatta da Ponti che dovrebbe essere restaurata, e poi da lì, quando giri intorno a Piazza Carbonari, ti porti verso il quartiere invece che si chiama Mirabello, perché c'è Villa Mirabello. Villa Mirabello è una villa viscontea. Fai conto che l'abbiamo detto tante volte, queste zone di Milano erano campagna, erano zone a marcite, erano zone con frutteti, tant'è che la Cassina dei Pom forse deriva proprio dai meleti che c'erano.
Il quartiere Maggiolina si dice infatti che potrebbe derivare non solo dalla villa che prende il nome appunto Mirabello, ma quartiere Maggiolina dalle fragole che, le grosse fragole che maturano in maggio, Il le Maggister. fragole in Maggister. Oppure da una cascina che c'era lì che si chiamava Maggiolina, insomma non si sa. Comunque lì c'è questa villa Mirabello, bellissima, che si può andare a visitare su richiesta ovviamente. Ecco, Aldo Avati si chiamava l'architetto che ti dicevo prima. Cosa c'hai, un gatto? No, è un cane. Ah, un cane. Un cane. Aldo Avati, l'architetto delle villette dei ferrovieri. Villa Mirabello apparteneva a Filippo Maria Visconti, poi passa a questo Giovanni Mirabello che gli dà il nome. Filippo Maria Visconti, stiamo parlando del Rinascimento. Poi passa a Pigello Portinari, che era l'esponente, il rappresentante dei Medici a Milano. Poi passa ai Landriani, che invece gestivano la zecca. Poi passa a Giovanni Marino, che era il fratello di Tommaso Marino, quello della monaca di Monza. Poi passa ai Serbelloni Busca. Poi passa un conte Suardo di Bergamo, quindi fa tutti questi passaggi. Nel 1916 finalmente viene restaurata da un grande architetto che si chiama Luigi Perrone e nel 1919 diventa la sede della fondazione che si occupa dei ciechi di guerra. Questa fondazione adesso esiste ancora, si chiama Villa Mirabello Onlus e si occupa sempre di disabilità legate alla vista. Ecco, Poi, Carla, io e il mio cane ti stiamo dando anche una notizia che sono le 9:31 purtroppo. 9:31, quindi con Villa Mirabello chiudiamo, però ci manca ancora di parlare per l'appunto delle casette Igloo di Mario Cavallè e delle casette a fungo che non ci sono più. Se vuoi ne parliamo la prossima volta. Beh, senz'altro, perché la prossima settimana facciamo ancora in tempo a sentirci prima di Natale. Casette a fungo e parliamo anche del cimitero di Greco, che è notevole, e di un piccolo oratorio che si trova a Segnano, a Segnanino, che è un oratorio preziosissimo, che all'interno contiene un affresco proprio sulla battaglia della Bicocca. Per cui vi parleremo anche della battaglia della Bicocca. Allora, intanto, grazie, come sempre, a Carla De Bernardi. Come sempre ogni tanto mi confondo nei secoli perché tutta questa storia di Milano. Ma è un condensato difficilissimo da fare. Tu stai facendo un'operazione meravigliosa, Carla, perché non è facile per niente. Milano sta per uscire, e poi ce lo dici quando esce. Purtroppo non ci sarà per Natale, mi dispiace, per Natale non lo so. Ce l'avremo per il nuovo anno. Ce l'avremo per il nuovo anno, per Capodanno. Grazie Giulio, grazie a grazie tutti. A Carla De Bernardi. Tra poco il ministro Valditara, commissione d'inchiesta femminicidi. Buon ascolto. Avete ascoltato La Grande Città con Carla